Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania commossa, non smette di piangere Chiara, la studentessa di Solarino morta sull'asfalto. Oggi l'incarico per l'autopsia, 2 indagati. Come impedire nuove sciagure? Ponte pedonale, semaforo, sottopasso. A Telecolor alle 14:30 il sindaco Trantino. A Siracusa per automobilisti e centauri buche e tombini sono un vero pericolo, viabilità rischiosa dal centro alla periferia. A Palermo è tornato il caos su Ponte Corleone, un nuovo cambio di senso di marcia ha provocato anche oggi file interminabili. Tempi duri per gli incivili dell'immondizia, tolleranza zero a Catania per chi abbandona i rifiuti, il tutto sotto l'occhio di 60 telecamere. I titolari di aziende che lasciano la spazzatura per strada rischiano l'arresto. Cominciamo con la tragica fine di Chiara, indagini per ricostruire la dinamica e accertare responsabilità. In queste ore sarà affidato l'incarico per l'autopsia, ci sono 2 indagati, siamo tornati sulla circonvallazione di Catania, ma il sacrificio della giovane studentessa servirà da lezione? Vediamo cosa ha raccolto Tonino De Mana. 2 piante ed un mazzo di rose, bianche e rosa. Qui è morta Chiara e nonostante il sacrificio di questa povera ragazza, studentessa universitaria, sulla circonvallazione ancora si continua a rischiare e mentre noi siamo qui a fare questo stand up, un'auto stava per mettere sotto un altro studente universitario. Qualcuno si ferma o rallenta, chi si fa il segno della croce, altri invece continuano a sfrecciare come se nulla fosse. Chissà se il sacrificio di Chiara Adorno, 18 anni, investita sulle strisce pedonali da uno scooter e falciata da un'auto che sopraggiungeva, servirà a qualcosa o se, dopo l'onda emozionale della tragedia, tutto tornerà come prima. Di certo si rendono necessari interventi urgenti e soprattutto sarà fondamentale lavorare sulla sicurezza stradale che poi riguarda tutti. Automobilisti, scooteristi e pedoni. Siamo stati sul viale Andrea Doria, teatro dell'incidente, e la sensazione è che se ogni soluzione verrà presa, dossi, cavalcavia, sottopassi, semafori pedonali, autovelox, dovrà essere supportata dal senso civico. Questa ragazza non attraversa sulle strisce pedonali e si stizzisce se le viene fatto notare. Quelle non sono strisce pedonali. In tanti passano con il rosso, altri stavano per farlo. Lei ha avuto quasi la tentazione di passare col rosso? No, ma assolutamente no, mi fermo sempre. E gli stessi pedoni sono a volte distratti, specie dall'inseparabile smartphone. Sarebbe opportuno non distrarsi al telefonino anche quando si attraversa la strada. In compagnia bisogna guardare il semaforo e aspettare che diventi verde senza il cellulare in mano. Qui c'era un bellissimo cavalcavia, però purtroppo non lo prendeva nessuno perché la gente si seccava a fare gli scalini. C'è chi invece prima di uscire ha ricevuto raccomandazioni supplementari dai genitori. Sì, me l'ha fatta la raccomandazione ogni giorno praticamente quando è successo questo incidente. Ci sono state petizioni che hanno firmato anche i miei familiari. In queste ore sarà affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Chiara, il cui esito sarà fondamentale per le indagini. 2 le persone indagate, il conducente dell'SH e l'automobilista al volante della Fiat Punto che ha falciato la giovane studentessa. Fondamentale anche la testimonianza di Francesco, fidanzato di Chiara ed ancora sotto shock. Sulla tragica morte di Chiara e su come risolvere al più presto il problema degli attraversamenti dei pedoni nella zona della cittadella universitaria, lì su Viale Andrea Doria, chiederemo al sindaco Trantino nel focus di Telecolor in onda oggi in diretta alle 14:30. Appuntamento con il sindaco. Per le vostre domande, segnalazioni e critiche, la mail ormai la conoscete, è sicilia24@telecolor.it. Il WhatsApp è 342 74 55 005. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14:30. Tra buche e tombini non a livello, guidare nelle strade di Siracusa è un vero pericolo. Automobilisti e centauri sono stanchi e chiedono interventi per una maggiore sicurezza. Francesco Aloi.
Monumenti di Siracusa qualcuno inserisce anche le buche, punti pericolosi per automobilisti e soprattutto per chi si sposta sui mezzi a due ruote, che spesso restano per mesi. Lo vedete anche voi come sono, l'asfalto bruttissimo. Guidare è un pericolo. Pericolosissimo soprattutto per le macchine, che li stiamo distruggendo. Dalla periferia al centro la situazione non cambia. A peggiorare il tutto sono anche alcuni tombini non a livello con il manto stradale. Attorno si aggiungono anche le buche. Si guida male, si rischia molto. Io vado in macchina ma vado anche in scooter e a volte la scampo bella. Automobilisti e centauri sono stanchi. Guidare in città significa essere abili a fare slalom per evitare di danneggiare il proprio mezzo. Si deve andare piano, attenzione, fare passare i pedoni, le buche ci sono, ma È rassegnato. un po' sì. Le buche ci sono, io ne ho pagato il caro prezzo perché ho aggiustato la macchina dei semiblocchi, insomma ha fatto del danno nelle mie macchine. Questo è il centralissimo Corso Umberto. I mattoni dissestati ormai fanno parte delle caratteristiche della strada. Sono così da anni. Tutto sconnesso con buche, anche quando si frena certe volte scivola la macchina. E alcune buche o tombini divelti vengono segnalati così, un rimedio provvisorio che però sembra diventare definitivo. Lasciamo Siracusa, andiamo a Palermo, ancora lavori sul ponte di Corleone, cambia nuovamente il traffico in direzione Catania con la chiusura della carreggiata centrale, una nuova puntata dei lavori infiniti sul famoso ponte palermitano. Marco Cullà. No, non siete su Scherzi a parte, quello che state vedendo è assolutamente reale. Questo è il traffico di oggi sul ponte Corleone a Palermo, traffico ulteriormente appesantito dalla chiusura della carreggiata centrale per i lavori di adeguamento strutturale del ponte. Finora il traffico in direzione Catania è stato smistato centralmente perché la ditta incaricata dei lavori al ponte è intervenuta nelle corsie laterali. Le ripercussioni sul traffico dopo la nuova ordinanza sono ben visibili, auto incolonnate, si procede a passo d'uomo, automobilisti inferociti e attese snervanti per percorrere alcune centinaia di metri. E il traffico del ponte Corleone si riflette anche sulle vie limitrofe, qua siamo nei pressi dell'università ma anche di Piazza Indipendenza, lo vedete dalle immagini, traffico congestionato e anche più di mezz'ora per percorrere 1 chilometro. Io viaggio dagli anni 90, è sempre stato così. È un casino, quindi come vedete questa è la situazione a Palermo ormai da anni, quindi non si capisce se stanno facendo la terza corsia o se è un lavoro di consolidamento del ponte Corleone, quindi non lo sappiamo, però siamo tutti incolonnati. Secondo il cronoprogramma di ANAS, una volta terminati questi lavori con il nuovo anno, la carreggiata in direzione Catania tornerà percorribile senza alcuna limitazione di carico e di corsie. Nel frattempo però, cari automobilisti, il consiglio è quello di portare con voi un bagaglio speciale, la pazienza. Ha proprio ragione. Sempre a Palermo un turista di 77 anni è stato trovato morto in un B&B. Il corpo dell'uomo è stato trovato, a quanto risulta, schiacciato da un armadio. Sul posto indaga la squadra mobile della questura, la procura ha disposto l'autopsia. Sempre la Procura di Palermo ha deciso l'autopsia sul corpo di una bimba di 11 giorni, morta il 4 novembre all'ospedale dei bambini. Venuta alla luce con un parto cesareo, stava apparentemente bene, secondo i genitori, portata al pronto soccorso dopo una settimana per difficoltà respiratorie. I medici hanno detto di non avere riscontrato patologie e l'hanno dimessa. Stretta per chi abbandona i rifiuti a Catania, sanzione penale e non più amministrativa, da 1.000 fino a 10.000 euro le multe, sequestro del mezzo per chi scarica la spazzatura a tutte le ore, dovunque, telecamere. Giusy Lazzara.
Tolleranza zero per chi abbandona illecitamente rifiuti nell'area metropolitana di Catania. Entra in vigore la nuova norma nazionale del 10 ottobre. Multa da 1.000 a 10.000 euro, prima era da 300 fino a 3.000. Una denuncia all'autorità giudiziaria e sequestro del mezzo se il reato avviene utilizzando un veicolo. La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Inoltre, in caso di applicazione della sanzione penale, qualora l'azione illecita è commessa utilizzando un veicolo, questo sarà messo sotto sequestro. Una misura che attendavamo da mesi. Non abbiamo finito qui, nelle prossime settimane andremo ancora avanti, ma intanto questo è un primo grande risultato che speriamo serva a far capire che a Catania non si scherza più. E gli automobilisti ripresi dalle telecamere mentre buttano i rifiuti per strada sono decine al giorno. Adesso per loro il deferimento penale. Ci dovrebbero essere un po' di telecamere in più nella città, così per andare a controllare e fare delle contravvenzioni nei confronti di queste persone che, ahimè, sono molto incivili. Se la prendono col governo, no? E anche la popolazione che sporca. Ci vogliono più vigili e questo è qua, perché io li vedo, giustamente quello mi dice ma tu sei un dottore dell'ordine, no? E quindi finisce là, dove sono i vigili? Dove sono le forze dell'ordine? Certo che queste misure serviranno, anzi ci devono essere queste misure. L'ammenda può arrivare a 26.000 euro se l'abbandono dei rifiuti è di titolari di imprese. Caro voli, voci di un addio di Ryanair all'aeroporto di Palermo, voci subito smentite sia dalla compagnia che dalla GESAP, la società che gestisce lo scalo. Intanto oggi la Regione nel pomeriggio presenterà un pacchetto di misure contro il caro voli all'indomani della denuncia di Fiorello, che ora è stato invitato dal Codacons a fare il presidente onorario di un comitato siciliani vittime del caro voli. Manlio Viola. Un pacchetto di misure contro il caro voli da e per la Sicilia, soprattutto nell'approssimarsi delle vacanze di Natale, come già avvenuto lo scorso anno in questo periodo ed anche in estate. La Regione lo annuncerà nel pomeriggio. Si tratta di misure che sono allo studio da tempo, dall'avvio dello scontro fra la Regione e le compagnie aeree. Ma l'accelerazione di queste ore sembra sia la reazione a due fatti. Il primo, il diffondersi di voci di addio di Ryanair all'aeroporto di Palermo. Fra il governatore Schifani e la compagnia c'erano state tensioni che sembravano poi sopite dopo un incontro con l'amministratore delegato della compagnia. Nessuna soluzione reale però era stata prospettata. Le voci di abbandono sono invece frutto della mancata programmazione dei voli per la primavera-estate 2024. Palermo è l'unico aeroporto nel quale i voli della compagnia irlandese possono essere prenotati soltanto fino a marzo. Gli altri aeroporti siciliani hanno già stabilito i voli fino a ottobre, ma non Palermo. La compagnia, così come l'aeroporto di Palermo, smentiscono e parlano solo di programmazione in corso e voli da aprile a ottobre che presto saranno disponibili, come avviene anche in altri aeroporti primari in Europa. Ma la scelta di accelerare sarebbe frutto anche della volontà di cavalcare l'onda dell'attenzione mediatica, dovuta anche al fatto che ieri Fiorello dalla platea nazionale ha parlato di caro voli nella sua trasmissione del mattino, mandando a quel paese l'algoritmo e invocando sarcasticamente la Briatore Airlines, insomma sostenendo che con questi prezzi noi siciliani possiamo permetterci l'aereo privato, basta mettersi d'accordo in 8. E la battuta di Fiorello gli vale il titolo onorario di presidente del comitato siciliani vittime del caro voli proposto dal Codacons. Ora arriva il pacchetto di misure della Regione, anche alla luce dell'annunciato ticket sui viaggiatori previsto in finanziaria nazionale e che potrà essere imposto dai comuni in uscita dal default. Si avvicina la festa di San Martino e domani, per la precisione, come da tradizione si mettono in tavola castagne e vino, ma quest'anno si dovrà pagare un po' di più per le tanto amate caldarroste. Le condizioni meteo sfavorevoli hanno portato infatti a un aumento dei prezzi fino a 15 euro al chilo. Eva Spampinato. Si avvicina San Martino? Certo, E quindi? castagne e vino. Ma quanto costano? Il meteo impazzito ha fatto aumentare i prezzi del frutto piumato dell'autunno, al quale comunque non si rinuncia. Sì, soprattutto per mia figlia che ci impazzisce. La tradizione vuole che si metta in tavola un piatto di castagne arrosto e del vino, per una merenda sana o per un aperitivo prima di cena. E in vista dell'11 novembre, il giorno di San Martino, i rivenditori di caldarroste preparano i banconi per il pienone. Mi dice come la lavora la castagna? Con un tagliarino, ci fa un segno e poi si apre nel fuoco.
È una cottura un po' particolare, per non bruciarsi la castagna si fa il doppio cestello, si mette sopra il cestello e si cucina lento così, non brucia la castagna. Quest'anno diciamo che è un anno molto delicato, perché con questo caldo e manca la pioggia, c'è caldo e c'è molta castagna rovinata. Anche per quanto che noi ci impegniamo, tutte quelle marce che noi togliamo sono qua. E per spiegare alla clientela il motivo dell'aumento dei prezzi, questi rivenditori hanno esposto un volantino molto dettagliato in cui si parla delle condizioni avverse meteorologiche in Sicilia, ma non solo, ma anche della ridotta produzione, addirittura del 70% in meno di castagne. A volte è anche difficoltoso a dire che noi purtroppo la stiamo vendendo a 15 euro, perché ovviamente dal mercato sta uscendo troppo cara e poi fra quella che togliamo. Insomma, le castagne sono sempre più salate in tutti i sensi, ma come si fa a rinunciarvi? Lei non ha resistito, doveva mangiarne una subito. Naturalmente molto comprensibile. I finanzieri di Palermo hanno individuato un imprenditore improprio attivo nel commercio online di prodotti di telefonia che negli anni scorsi ha totalizzato ricavi mai dichiarati per quasi 12 milioni di euro. L'uomo è stato denunciato per aver evaso le imposte e per avere nascosto le scritture contabili per impedire appunto la ricostruzione dei profitti. Gela, 2 le aziende confiscate dalla DIA per 2 milioni di euro a Claudio Domicoli, un imprenditore gelese del settore ortofrutticolo. In passato era stato condannato per mafia, estorsioni e usura. A Gerri Italia. Beni per 2 milioni di euro sono stati confiscati dalla direzione investigativa antimafia a Claudio Domicoli, 45 anni, un imprenditore del settore ortofrutticolo di Gela. L'imprenditore è un personaggio di spicco della criminalità locale, già condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, evasione, nonché detenzione illegale di stupefacenti e di armi e destinatario di una misura cautelare personale. Secondo gli investigatori della DIA, l'uomo negli anni avrebbe mantenuto una elevata pericolosità sociale, continuando a gestire ben 2 società, la Ortofrutta Gela SRL e la Domicoli Fruit, che operavano nel settore del commercio all'ingrosso di frutti e ortaggi, nonostante le misure a cui era sottoposto. Eppure il provvedimento del tribunale conferma esclusivamente la confisca del complesso aziendale e del conto corrente direttamente intestato a Domicoli, mentre è stata rigettata la proposta del PM di applicare all'imprenditore la sorveglianza speciale per 4 anni. Il provvedimento di confisca arriva a distanza di 1 anno e mezzo dal sequestro dell'intero capitale sociale del complesso aziendale dei beni delle 2 società. Con lo stesso provvedimento vennero sequestrati anche 2 motocicli ed alcuni rapporti bancari direttamente intestati all'imprenditore e ai suoi familiari, oggi dissequestrati. A teatro Anna Karenina ha aperto la stagione dello Stabile di Catania. Tra sperimentazione e tradizione, il regista di Fusco ha saputo trasformare il grande romanzo di Tolstoi in un applauditissimo spettacolo. Protagonista una perfetta Galatea Aranzi. Desire Ferlito. Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Questo è il filo rosso che unisce tutti i personaggi in Anna Karenina, che apre la stagione del Teatro Stabile di Catania. Uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura russa è portato in scena da Luca De Fusco in una nuova edizione che mira ad analizzare non solo l'animo inquieto della protagonista, ma anche le caratteristiche dei personaggi che la circondano in un incrocio di destini. Quando egli si volse a guardarla, lei pure girò il capo. Lei aveva spento istintivamente quel lucore negli occhi, che però continuava a rilucere contro la sua volontà nel sorriso. Anna, sposata con il freddo funzionario Karenin, incontra il giovane ufficiale Brodsky e ne nasce un amore travolgente che porterà Anna al tormento fino al gesto estremo. Anna lascia il marito e il figlio e trova il coraggio di affrontare lo scandalo. Nel cast una profonda Galatea Aranzi che domina la scena incessantemente fino al monologo finale. Tra gli attori 2 catanesi, Deborah Bernardi nel ruolo di Dolly e Giovanna Mangiù nel ruolo di Besti. Inaugurando questa nuova stagione tra sperimentazione e tradizione, il regista ha saputo trasformare un testo letterario che si potrebbe definire attuale in un applauditissimo spettacolo. Un aiuto per le aziende in un momento delicato come quello della chiusura dell'anno fiscale. Arriva da Plurimprese, che incontra gli imprenditori siciliani per fornire le migliori pratiche fiscali e previdenziali. Eva Spampinato.
La chiusura dell'anno fiscale, uno dei momenti clou per un'azienda, è conoscere tutte le best practice, le pratiche migliori per ottimizzare il carico fiscale è fondamentale per qualunque impresa, grande e piccola che sia. Un aiuto arriva da Plurimpresa, che con i suoi servizi di consulenza assiste gli imprenditori. Proprio a ottimizzare i costi di gestione del personale e a fare quel saving di costi, quindi quei risparmi che gli consentono di rilanciare l'azienda e di migliorare anche le condizioni dei propri dipendenti all'interno del proprio posto di lavoro. Plurimpresa raccoglie l'invito di Compagnia delle Opere Studio Crispino e incontra gli imprenditori che talvolta non sono a conoscenza delle opportunità che l'ordinamento offre, come il giusto utilizzo del credito d'imposta, e dal 1° gennaio ci sarà una novità. Una nuova normativa che è la ZES unica di cui si parla da qualche settimana, zona economica speciale, che con un recente decreto il governo ha esteso a tutto il meridione d'Italia. Ci sono 2 tipi di agevolazione. Il primo a livello amministrativo, ci saranno delle importanti semplificazioni per ottenere tutte le autorizzazioni. Il secondo vantaggio sarà quello di ottenere un credito d'imposta, cioè un incentivo, un contributo per intenderci, per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Tra gli strumenti che abbassano il cuneo fiscale all'interno dell'azienda e aiutano a migliorare sia le condizioni del lavoro che la liquidità aziendale c'è la finanza agevolata e il welfare aziendale. Uno degli strumenti più facili da utilizzare oggi va dal buono pasto al buono acquisto, piuttosto che alla piattaforma welfare aziendale, dove il dipendente può fondamentalmente inserire sia la parte rimborsuale, quindi dall'asilo nido, la CORF, il badante, la retta universitaria, quindi sono tutti i costi reali del dipendente che l'azienda può pagare scaricandosi interamente il costo. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, il Catania che sta per conoscere il suo nuovo allenatore. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio. La scelta dell'allenatore è la priorità del Catania in queste ore. Cristiano Lucarelli è sempre in pole, ma la sensazione è che difficilmente si riuscirà a formalizzare tutto in tempo per la trasferta di Cerignola, dove a questo punto potrebbe continuare a sedere in panchina Michele Zeoli. Francesco Triolo. Sono trascorsi 5 giorni dall'esonero di Luca Tabbiani e il Catania ancora non ha trovato chi prenderà il suo posto. Anche ieri Grella e Bresciano hanno viaggiato, soprattutto in Toscana, per approfondire i discorsi già avviati con Silvio Baldini, ma soprattutto con Cristiano Lucarelli, tenendo calda anche la pista che porta a Cristian Brocchi. La prima scelta è Lucarelli, un ex che conosce piazza, ambiente, ha l'ambizione di riprendere il filo di un discorso interrotto e che gode anche, questo non guasta, del gradimento della tifoseria. L'obiettivo che verrà posto è quello del raggiungimento dei playoff, ma Lucarelli deve risolvere intanto il contratto che lo lega alla Ternana. I primi passaggi sono stati compiuti, restano da completare. Per tutti comunque l'ipotesi è di un contratto pluriennale. Per il ruolo dirigenziale lasciato vuoto da Antonello Laneri invece si va sempre più verso una scelta interna, quella di dare maggiore spazio a Francesco Lodi, che affiancherebbe Grella e Bresciano in maniera più presente. La squadra nel frattempo deve preparare la trasferta di Cerignola in programma domenica pomeriggio. Il successo in Coppa Italia contro il Picerno ha dato maggiore fiducia al gruppo, sono stati recuperati alcuni giocatori anche psicologicamente e di questo occorre dare merito a Michele Zeoli, che ha saputo trasmettere quelle giuste motivazioni e quei valori di appartenenza che uno come lui ha dentro da sempre. Non è escluso che il suo ruolo di traghettatore si sia concluso mercoledì, anzi a Cerignola potrebbe esserci nuovamente lui in panchina con un bagaglio di allenamenti in più, in modo tale da scegliere al meglio chi schierare. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento con il sindaco trentino alle 14:30 su Telecolor in diretta. Noi ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.